Siamo con Filippo Caprioglio, architetto. Quest'anno ha vinto il Luxury Lifestyle Award per un bellissimo progetto di una villa realizzata a Mogliano Veneto. Un progetto molto bello che ha avuto, oltre al premio, anche un ampio consenso di critica, giusto? Ce lo racconta un po' come nasce e come si è sviluppato. Buongiorno intanto e grazie di avermi nel vostro spazio. Sì, è un progetto di una casa unifamiliare a Mogliano Veneto, un progetto che nasce nel 2018, il primo contatto col committente, poi c'è stato tutto uno sviluppo condiviso di progettazione che naturalmente cercava di assolvere e garantire il più possibile il desiderato della committenza, una famiglia che allora era di 4 persone e che poi durante il cantiere è diventata di 3. Infatti questa casa dappertutto è conosciuta come casa F più T più 3, che sono le iniziali dei proprietari e il 3 il numero dei figli. A me piace sempre chiamarle così le abitazioni che faccio, quindi anche un omaggio ai proprietari. E quindi si diceva, ha avuto tutto uno suo sviluppo nell'anno di progettazione, poi nell'anno e mezzo di cantiere, che comunque è avvenuto anche durante la pandemia, quindi è stato un cantiere che non si è fermato pur con tutte le complessità del primo lockdown e quant'altro, però siamo riusciti a portarlo a termine considerando anche la necessità appunto che aveva la famiglia di trasferirsi in una casa nuova con l'arrivo del terzo figlio. Una casa indubbiamente importante per volumi, per dimensioni e per funzioni richieste, che l'hanno appunto inserita in questa categoria di casa del lusso, dicono, ma voglio dire lusso o non lusso, una casa che sicuramente ha dei fattori costruttivi e dei fattori progettuali di alto livello. Dal punto di vista della sostenibilità, com'è? Beh, è una casa assolutamente su cui si sono fatte tutte le ricerche dei principi sostenibili, a partire da quello forse più basico e noto a tutti, che è quello energetico, ma anche quello appunto del risparmio attraverso la ventilazione naturale, attraverso questi sistemi di ricambio d'aria proprio che viene presa e fatta uscire attraverso proprio il sistema di sezione della casa che ha degli spazi che lo consentono, e naturalmente c'è tutto l'utilizzo della geotermia, l'utilizzo del recupero delle acque piovane, quindi sono stati adottati tutti i possibili principi sostenibili applicabili a questo tipo di fabbricato. Non ultimo l'utilizzo dei materiali che consentissero delle coibentazioni importanti, considerando che tutto lo scheletro di questa abitazione è completamente in calcestruzzo, non in edilizia diciamo più tradizionale di pilastri e tamponamenti, ma proprio a una scatola in calcestruzzo dovuta anche al fatto, oltre a una velocità esecutiva delle solette e delle pareti, ma anche proprio avendo grandi sbalzi, avendo grandi aperture proprio sugli angoli dove non ci sono pilastri e quindi doveva autoportarsi in alcuni aspetti, e quindi questo ha fatto sì che optassimo per quella scelta. Non ultimo anche il volume che contiene la scala, elemento architettonico molto importante, che è completamente a sbalzo e la contiene proprio in un aggetto verso la via. Certo, le foto i nostri lettori o le hanno viste o le possono vedere perché le alleghiamo al pezzo che abbiamo fatto relativo a questo suo progetto. È una casa, vabbè, è banale dire bella, ma è molto luminosa, molto con linee pulite, squadrate. Da cosa ha tratto questa ispirazione? È un sistema che le piace o è una novità? È un concetto di abitazione sicuramente che nasce dal cercare di modulare la luce. Ha toccato un tema per me carissimo, che è quello fondante anche del progetto, cioè la creazione degli spazi rispetto anche all'esposizione dell'abitazione nel lotto, rispetto all'eliotermico, e quindi anche i momenti in cui il sole proprio naturalmente si muove intorno al perimetro della casa. Questo ha fatto sì che molte scelte architettoniche siano dettate da questo. Poi è chiaro, ci sono vetrate e fornici molto molto importanti che aiutano a massimizzare l'ingresso della luce, quindi creando anche degli effetti anche di benessere proprio nello starci, oltre che visivo, e quindi di essere colpiti da questo. Sicuramente una casa
di matrice contemporanea, senza dire minimalista, nonostante siano volumi pulitissimi, perché lo è tutt'altro, nel senso che cerco sempre di coniugare sì, linee pulite ed elementi tesi e riconoscibili, ma all'interno è comunque un'abitazione, quindi c'è un senso domestico, c'è proprio già dal piano terra questa unione nel momento in cui approcci appunto la scala, che ha questi grandi dadi di vetro, con questo dado che la sostiene nello stesso materiale legno, che troveremo poi tutto il piano superiore, mentre il piano terra è volutamente fatto con questa pietra che è assolutamente la stessa dell'interno e dello sterno, ed è la stessa pietra, questo tengo a dire, perché è stato anche un processo per cui io dico sempre che un buon progetto di architettura è perché trovi un insieme, maestranze, committenti e chi poi realizza quelli che sono i tuoi progetti. Per esempio la piscina, ho fatto un po' impazzire i posatori, ma è rivestita con lo stesso materiale, quindi c'è una continuità assoluta, non è la classica piscina che ha il rivestimento azzurrognolo di un altro colore, è lo stesso materiale della pavimentazione del piano terra che esce nel lastrico solare e riveste tutta la piscina e poi ricontinua, quindi i colori, diventa un unicum a cui tenevo molto e che effettivamente è un dettaglio che fa molta differenza quando uno, visto che voi allegherete le immagini, le foto, se ne può rendere conto. Mi ha anticipato la domanda sulla piscina, me ne faccia fare una un po' provocatoria, nel senso da un commento banale che è Sì, giusto per stimolare la sua risposta. sì. Sono un po' tutte uguali queste case moderne così quadrate, all'impressione di un profano che passa per la strada e vede i cantieri, sembrano fatte con i Lego tutte uguali. Guardi, sicuramente c'è una matrice evidentemente di composizione attraverso volumi che è figlia anche dei suoi tempi. E io, come dire, pur nella ricerca, che le assicuro in studio facciamo molto, sono indubbiamente un figlio dei miei tempi, cercando di non fare mai cose alla moda, ecco, perché una cosa, lei se appunto come capisco un po' di architettura ne sa, c'è stato il periodo del postmoderno, che era un po' replicare vecchi stilemi applicandolo ai nostri giorni, ci sono stati altri tipi di architetture, rivisitazioni del passato, ecco, no. Sono un figlio dei miei tempi, quindi un'architettura presente, contemporanea, come dice il lavoro stesso e il nome stesso, però con tanta ricerca su alcuni aspetti dei materiali. Poi la piscina, anche lì, apparentemente possono sembrare simili, però le ho già detto un aspetto non così semplice da trovare. Per esempio questa piscina peraltro va a contatto praticamente con la vetrata della family room, in modo che un rapporto con l'acqua, giocato proprio per i discorsi della luce, anche con le riflettenze, una cosa che assolutamente volevo. Quindi è tutto un discorso di collocazioni mai banali e ricercate, come spiegavo prima, anche favorite dall'eliotermico, quindi il posizionamento, il fatto che sia comunque in asse, c'è una foto, se pubblicherete, anche con i serramenti del piano superiore, ci sono tutte delle ricerche di linee, di fili assolutamente attenti, quindi voglio dire che poi distinguono, perché appunto io non ho dubbi che ci fossero degli altri concorrenti che potevano presentare tipologie di case similari, però secondo me era una giuria internazionale molto attenta, i membri erano sicuramente colleghi importanti e tutto, sono certo che se, come è nelle motivazioni peraltro date dalla giuria, questo premio è arrivato proprio perché hanno visto un'attenzione al dettaglio, un'attenzione a quel momento per lo specifico progetto, cioè non è una replica, appunto provocatoriamente ha detto uniamo questi cubi e viene a tutti, no. E l'altro fattore determinante è il fattore scala. Siamo in un ambito di Mogliano che non è quello della città Giardino, ma nella parte sinistra del terraglio, venendo da Mestre a Treviso, dove la scala urbana è un po' diversa, è un po' più compatta. Quello che, voglio dire, mi inorgoglisce, non so se lei è andato proprio fisicamente sul posto, ma se ci andrà, vedrà che la casa si percepisce solamente quando tu sei a 10 metri dalla casa, non è questo effetto wow, come dire, sono arrivati questi e hanno stravolto lo scenario. No, è una casa molto diversa da quelle vicino, perché comunque non stiamo parlando di valenze architettoniche né storiche, e quindi in questo caso ero un po' più libero. Però in altre occasioni dove ho potuto operare in altri contesti, chiaramente il contesto per me è sempre il fattore primario. In questo caso avevo più libertà indubbiamente, però il concetto di scala, il fatto di non essere assolutamente
prevaricatori sul resto, anche se il piano regolatore mi consentiva di stare anche un po' più alto di quello che sono stato, è proprio stata una scelta determinante per avere una coesione scalare nel tessuto urbano in quella parte di Mogliano. Quindi tutte queste cose insieme hanno fatto sì che siamo arrivati a quel risultato. Bene, complimenti. Questo premio, le chiedo infine, ha dato una spinta ulteriore al vostro lavoro come studio, vi ha dato una visibilità notevole, Guardi, indubbiamente, come tutti questi premi internazionali, si sono collegati anche a un fattore, non so, come dicono qui nel Veneto, quando scoppia la peocera, scoppia in maniera, ho usato un termine locale, importante. Contemporaneamente a questo ero andato in nomination per l'architetto dell'anno 2021 con un altro lavoro fatto a Venezia, più un altro premio ricevuto per un'altra abitazione, ha fatto sì che ci sia stato anche interesse da parte della stampa e da parte anche vostra, appunto, e dalla parte anche di effettivamente potenziali futuri clienti che ci hanno scritto in studio per avere informazioni, quantomeno per capire, anche se poi dopo attraverso il web, i social, una persona fa presto ad andare a vedere di chi si sta parlando e come opera. Ho ricevuto, ecco, questo sì, visto che sono un metro dei nostri tempi, un'impennata incredibile di richieste di amicizia o di persone che si vivono sui social. Questo sicuramente è frutto di questo momento, certo. lo dico chiaramente. Va bene. Complimenti a Filippo Caprioglio, lo ringraziamo e lo seguiremo nei suoi prossimi lavori. Vi ringrazio molto di avermi ospitato. A presto. Arrivederci, grazie. Arrivederci.